Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara di recupero che vede scendere in campo Castellammare e Accademia Trapani. Vediamo subito le due squadre entrare in campo con i due capitani, maglia numero 10 per Salvatore Messina, maglia numero 14 invece per Marco Campanella, due dei giocatori sicuramente da tenere d'occhio in questo match. Proprio Campanella che è stato uno dei giocatori protagonisti invece della scorsa partita contro il Camarat con una bellissima punizione che si è stampata per sua sfortuna sulla traversa. Dall'altra parte invece Messina è un giocatore che è sì un giocatore difensivo, ma ha tanto il vizietto del gol, il capitano, infatti maglia numero 10 è sempre un giocatore molto pericoloso sia dai calci piazzati per quanto riguarda la sua, diciamo, elevazione del gioco aereo, ma anche nei tiri direttamente da calcio di punizione. Vedremo se oggi potrà essere uno dei temi di questa partita. Nel frattempo i due capitani stanno scambiando il batticinque. Prima di cominciare noi intanto leggiamo le due formazioni. Partiamo chiaramente dalla squadra di casa con Di Paola con la maglia numero 1, numero 2 Cruciata, con la 3 Tarantino, poi Caronia, Adamo, Lampo, Musso, Di Matteo, Ba, Messina e Colantoni con la maglia numero 11. Dall'altro lato invece l'Accademia Trapani di mister Tarantino con Irusta come numero 1, 2 Genna, poi Martorana, Campanella, Raboschi, Ferotti, Artur, Bie, Idrissù, Ravazza e Ammucciato. Insomma, un match che sicuramente si prospetta tanto tanto importante, il recupero di fatti della 12ª giornata di eccellenza. Sicuramente l'acquisto più importante negli ultimi giorni è stato fatto dall'Accademia Trapani con l'arrivo di Idrissù, un giocatore che lo scorso anno ha fatto tanto tanto bene nel Castelvetrano, oggi invece indossa la maglietta verde-nera dell'Accademia Trapani. Intanto noi vi mostriamo il tabellino, ma vi ricordiamo sempre che il cronometro inizierà a scorrere nell'istante in cui ci sarà il primo tocco di gara che verrà fatto da Ammucciato e proprio da Idrissù, che stanno componendo l'attacco. Poi vediamo subito sulla fascia sinistra Martorana con la 3, dovrebbe essere un 3-5-2 con Ferotti come centrale della difesa. Ai suoi lati dovrebbe agire sicuramente Genna, e invece vediamo Campanella lì davanti come vertice basso, come play. Accanto a lui poi c'è Mbie e Patrick Arthur, quindi dovrebbe essere questa la formazione. E inizia anche il match, inizia dunque il recupero di Castellammare e Accademia Trapani con Idrissu subito a terra. Scontro con Caronia che allarga anche un po' le braccia a dire non ho commesso fallo, però detto che era molto molto vicino. Poi sentiamo anche il trio arbitrale, abbiamo il signor Andrea Citrano di Palermo, Fabio Marino e Luca Iannazzo a completare questo trio che appunto terrà compagnia e lavorerà chiaramente per questo match. Si comincia subito con l'Accademia in zona offensiva, una partita che vale la pena presentare dalla classifica perché il Castellammare ha fatto tanto tanto bene, poi un po' forse adagiata sugli allori dopo le tante belle partite fatte ad inizio campionato e poi qualcosa non ha più funzionato, qualche sconfitta di troppo, ma oggi ha la chance di ritornare a sorridere in campionato contro l'Accademia Trapani che invece in classifica si trova al 13° posto, soltanto 10 punti in classifica, ma da quando è arrivato mister Tarantino qualcosa è cambiata. E infatti la prima partita è stata subito una gran bella vittoria contro il Montelepre, uno scontro direttissimo per la classifica, come diciamo sempre, come ci piace dire a noi, è una partita che vale in quel caso 6 punti. Lì mister Tarantino l'ha vinta. Poi con lo Sciacca non è andata bene, 0-4 del risultato, è andato decisamente meglio invece nel pareggio a Cammarata contro il Camarat, un campo molto molto complicato che ha visto l'Accademia Trapani andare vicinissima, come dicevamo, anche al gol del vantaggio con la punizione di Marco Campanella che si è però stampata sulla traversa. Nel frattempo vediamo anche in fase offensiva il Castellammare che cerca di esprimere il proprio gioco con Musso che aggancia il pallone, la tocca Mbie, anzi era Arthur, chiedo scusa, Campanella, allarga il gioco. Caronia di testa, Malik Ba va giù, scontro con Raboschi, non c'è nulla per il direttore di gara che fa subito continuare. Sembrava potesse esserci un intervento irregolare sull'attaccante numero 9. Tutto ok però per il signor Citrano che dice di rialzarsi. Campanella, scambio immediato col compagno, Campanella sempre alza lo sguardo, cambia gioco, buca un po' l'intervento di Matteo, non perfetto, Martorana fermato fuori gioco. Una partita con le due squadre che subito vogliono giocare a viso aperto. Mister Tarantino un po' arrabbiato per questa chiamata, voleva sicuramente far continuare
La posizione era effettivamente interessante, quella di Martorana, di testa a Messina, spizza verso Malik Ba, però ancora una volta c'è la bandiera in alzata e di conseguenza calcio di punizione, questa volta per gli ospiti, con il Campanella che come sempre è lo specialista. Lancio lungo a cercare la velocità di Genna da quel lato, che la controlla, che è un po' tallonato da Tarantino. C'è la pressione alta di Colantoni, ma lui riesce a tornare dietro. Mbie, appoggio centrale, anticipo poi netto da parte di Adamo che gioca con una fascia di protezione al volto. Ammucciato, Genna, traversone dentro, testa ancora Adamo, forse è stato leggermente in anticipo. Idrissu cerca di dargli fastidio, non farlo saltare, poi il rimpallo favorisce comunque Arthur che la controlla, se rientra sul destro e calcia verso la porta, addirittura crossa verso il centro, cerca invece ancora qui un mix forse tra un tiro e un cross, non è perfetto il tocco da parte del numero 7 che comunque fa nuovamente andare in avanti l'Accademia Trapani, che sta cercando di imporre il proprio gioco. Non è facile in un campo difficile come quello del Castellammare. Adesso sarà Di Paola a rimettere il pallone in gioco, sicuramente cercare le spizzate di Salvatore Messina, che è il giocatore più pericoloso, diciamo, non soltanto nel gioco aereo, ma anche con delle conclusioni da fuori, ma soprattutto con dei calci piazzati. Potrebbe essere uno dei temi di questa partita. Castellammare approfitta tanto della qualità del proprio numero 10, capitano della squadra, per lui quest'anno 4 gol, ma non è una novità perché è un giocatore che da tanti anni per Castellammare, che comunque fa sempre tanto bene. Campanella, pressione alta e poi palla allontanata da Musso, Messina anticipato, poi Ferotti scontro con Ba che molto veloce taglia il campo, poi lo tocca ed è calcio di punizione dal limite ed è anche cartellino rosso. Cartellino rosso, questo dunque dopo 4 minuti può veramente cambiare tanto la partita. Rosso per Ignacio Irusta. Qui Bava ha preso tanto velocità, un attaccante che gioca tanto su quel tipo di giocate lì. Poi il rosso per Irusta potremmo valutare se effettivamente sia stato un po' troppo fiscale o meno, perché sembrava effettivamente che ci fossero i difensori comunque pronti a intervenire. In quel caso non c'è più l'ultimo uomo, però la decisione del direttore del signor Andrea Citrano è stata quella di espellere il portiere. Infatti sta per entrare Edoardo Giliberti, classe 2006, che probabilmente non ha, anzi level probabilmente, non ha avuto il tempo per riscaldarsi, lo ha fatto sicuramente con i compagni durante il riscaldamento generale. Per adesso ci sarà anche un cambio, vediamo chi sarà a farne le spese, perché qualcuno dovrà uscire. Potremmo ipotizzare forse un centrocampista, o addirittura potrebbe essere anche Ammucciato in realtà a farne le spese, perché Idrissù è un attaccante che può fare reparto da solo, lo ha dimostrato nel corso anche della passata stagione con Castelvetrano, ma anche nello scorso match. In quel caso si potrebbe levare la seconda punta che appunto ha Mucciato, questa è un po' un'ipotesi che stiamo facendo, o potrebbe anche in realtà levare uno dei 3 centrali e quindi passare forse a 4 difensori e non a 3, quindi di conseguenza abbassare i 2 centrocampisti in fase difensiva. Vediamo. E infatti mi sa che esce proprio Ammucciato, l'avevamo effettivamente predetto, era la scelta dal punto di vista tattico quella più sensata, quindi levare un attaccante per un portiere. Di conseguenza finisce dopo veramente soltanto 5 minuti la partita, abbastanza sconsolato il numero 11 che non ha avuto l'occasione di praticamente di toccare il pallone oggi. Poteva essere una delle sue partite, ma per tantissima sfortuna non lo è stata. Sicuramente Mister Tarantino gli farà capire che non è stata una scelta voluta, ma è stata una scelta di necessità in questo caso. Nel frattempo calcio di punizione, sulle punte di battuta ci sono diversi giocatori, però mi verrebbe da dire probabilmente dovrà andare Messina. Tra l'altro c'è qualche problema con forse con Irusta, che è infatti è costretto a uscire dal campo, è molto arrabbiato, anche infatti forse un po' deluso della decisione da parte del direttore di gara. Dicevamo forse un po' dubbia, perché effettivamente c'erano dei difensori vicino, in quel caso bisogna sempre poi qualche lamentela in argentino da parte del portiere.
Di conseguenza quindi calcio di punizione, Messina è una soluzione più che valida, per occhio perché c'è anche Tarantino che potrebbe avere un mancino interessante, ma guardando un po' la prossemica del 10 credo che voglia calciare proprio lui. Ci sono 4 uomini in barriera con Martorana a partita a sinistra verso destra. La tua portiere chiaramente va Messina con il mancino e poi Giliberti si presenta così al match con questa bellissima parata, la mette prima credo sul palo, poi sicuramente fuori. È partito bene il portiere senza riscaldamento, tra l'altro. Infatti ne approfitta un po' per completare il riscaldamento, muove un po' le articolazioni perché deve riscaldarsi il portiere, ma qua ha fatto una parata sensazionale. Calcio d'angolo, cross dentro, Idrissou allontana di testa, va a valere i suoi centimetri, poi Ba lascia il pallone, lo riprende ancora Malik Ba, 1-2, è largo, vediamo se rientra, cerca un traversone, cerca anche di passare, ci riesce Malik Ba, in mezzo addirittura a 3 avversari, non riesce nessuno a levargliela, poi ci riesce, se non sbaglio, Genna. Allora, vediamo come si risistema l'Accademia Trapani, perché con questa espulsione adesso sicuramente l'attaccante è uno solo, ed è Idrissou. E credo qua che ci voglia un lavoro molto offensivo da parte delle due mezzali, quindi Mbie e Arthur. Roboschi. Campanella, bello il dribbling, c'è accanto a lui Arthur, cerca invece la giocata un po' più complicata. Martorana mette giù Mbie per Idrissou, non ci arriva, poi arriva il taglio di Genna che stava per arrivare da quelle parti, si gira invece molto bene il Castellammare che può ripartire in velocità. Messina di prima, Campanella in anticipo, capisce tutto, Idrissou guarda la porta, cerca anche il destro da fuori, tra le braccia però di Di Paola che non ha problemi con questo genere di conclusioni. Poi vedete anche la posizione di Caronia che si abbassa sempre tanto. Ora stava cercando di portare via Idrissou che in fase di pressione può essere un problema. E ora invece lo vediamo in vertice difensivo. Messina. Lampo. Exe. Lasca di Cefalo, una gran bella stagione lo scorso anno, nonostante la retrocessione, è stato uno dei più positivi. E infatti si è meritato la permanenza in eccellenza, nonostante appunto diciamo la retrocessione sul campo con il Lascaricefalo, lui invece è rimasto in questo campionato con grandi meriti, dimostrando effettivamente tanta qualità. Il centrale classe 2004, molto alto, sicuramente fa del gioco aereo una delle sue doti migliori. Intanto Di Matteo per Messina che lascia scorrere, poi Martorana allontana, colpo di Caronia, va giù Arthur, tutto regolare Messina, Arthur poi la svirgola un poco, Campanella è più alto, la tocca, poi Martorana fa un gran bel aggancio, pressione altissima però di Messina, e palla spazzata. Adesso c'è un po' di paura per l'Accademia Trapani che giustamente si ritrova in 10 contro 11 dopo veramente 4 minuti di gioco, praticamente forse una delle espulsioni più veloci di questo campionato per quanto riguarda chiaramente quest'anno. Adesso qualche problema c'è effettivamente. Adamo, di prima Di Matteo, Messina, si gioca tanto sul 10, poi Di Matteo viene liberato, scivola un po', poi Campanella non ci arriva però soprattutto Mbie che mette tutti d'accordo, poi Martorana è come un treno. È anche molto arrabbiato il tecnico che dice di non intervenire con questi interventi così rischiosi, effettuando anche fallo. In questo caso Martorana ha preso praticamente un tir di sopra, non l'ha fatto apposta, questo è chiaro, però calcio di punizione giusto, con Ferotti pronto a battere l'ex giocatore di Canicattì, Sant'Agata, Parmonval, Sciacca, insomma un po' di squadre aggirate Ferotti in questa categoria, anche in Serie D col San Cataldese. Campanella intanto, Idrissou, Patrick, cercano di dialogare tanto con Idrissou, viene chiamato dai compagni. Poi cambio di gioco pulitissimo da parte di Arthur con Roboschi che si stacca tanto, a differenza degli altri centrali, è quello maggiormente cercato come braccetto di inserimento, un po' alla bastoni dell'Inter per fare un parallelismo chiaramente con i dovuti paragoni, però è un giocatore che si stacca tanto, un giocatore anche molto alto, quindi chissà che quando non si attacchi dall'altro lato, quindi sulla sinistra, lui non possa chiudere anche con qualche colpo di testa. Nel frattempo salgono le torri, sale Ferotti, sale anche e soprattutto Idrissou, calcio d'angolo invece battuto da Campanella, rimangono dietro invece Martorana e Genna. Campanella va dentro, va giù, poi Arthur provano a volée con la respinta prima di Tarantino, poi Messina alza un campanile incredibile, di testa la controlla Arthur, anzi Mbie, ma è tanto complicato
da avere la meglio, poi Ravazza, e qui un po' l'incomprensione da parte di Alessandro Crociata, che si fa beffare un altro giovanissimo che è Giacomo Ravazza, che in questo caso lo anticipa. Era una palla che doveva sicuramente gestire meglio il Castellammare, cercando forse anche di spazzarla in rimessa laterale, così non è stato, e di conseguenza calcio di punizione. Continua invece a attaccare l'Accademia Trapani dopo un primo momento positivo della Castellammare. Adesso è proprio l'Accademia a farsi vedere, e come sempre lo specialista è Campanella. Allora da questa posizione sarebbe normale ipotizzare un cross, però con Campanella bisogna sempre stare attenti, e credo che Di Paola lo sappia bene, perché la punizione contro il Camarat ha fatto un po' il giro del web, l'avete visto anche sui canali di Sportisili. Campanella questa volta cerca un cross sbagliato perché è troppo esterno, la controlla, alza il pallone, c'è l'inserimento di Arthur, non vuole fare fallo Musso, ed è fallo in attacco perché probabilmente per simulazione è andato giù praticamente appena si è sentito toccare Arthur, e di conseguenza il signor Citrano ha deciso di fischiare un calcio di punizione opposto in questo caso, e quindi calcio di punizione corretto. Va Di Paola, sicuramente ci aspettiamo una conclusione lunga. Nel frattempo Adamo sta un po' forse rimproverando Crociata per l'intervento precedente. È stato un giallo un po' ingenuo da parte del giovane 2008. Tanto Ba prende velocità, esce Giliberti che scivola pure, e Ba continua ancora una volta a essere un problema gigantesco con la sua velocità. In precedenza ha messo sottosopra la difesa avversaria, adesso anche il portiere, però bisogna anche dire che è scivolato Giliberti, che però al momento è tra i migliori in campo per quella parata su Messina. Lo dicevamo, Messina è un giocatore molto molto forte, non soltanto nel gioco aereo ma soprattutto nei calci piazzati, e qui sta facendo veramente un gran gol. Crociata di testa, si appoggia da Di Paola, adesso Lampo si fa vedere Caronia, c'è largo Tarantino ma perde un tempo di gioco, poi lo serve adesso Lampo. Adamo aspetta al numero 5 gestire tutta la fase difensiva dei suoi. Crociata che dovrà giocare tutta la gara invece con una ammonizione di sopra. Messina 1-2 con Musso, poi tiene tutto perfetto Ravazza, Campanella, Ferotti, destro, sinistro, e poi Roboschi. Palla lunga, forse gettata dove non c'era nessuno. Deve ricordarsi l'Accademia Trapani che è in 10 uomini e di conseguenza ha soltanto Idrissù lì davanti, che deve fare un po' sportellate con almeno 3 se non 4 difensori. Insomma, è un giocatore molto fisico, un giocatore molto forte Idrissù, però è anche un po' complicato da solo in mezzo a 4. Lampo, bellissima sventagliata dall'altra parte, che c'è Musso che forse però fa rimbalzare il pallone una volta in più. Avrebbe dovuto, secondo me, attaccare questa palla, anche perché Martorana era lì vicino, pronta a dargli fastidio, e invece l'ha lasciato scorrere, fatto rimbalzare una volta in più. È stata anche deleteria perché si è venuta a creare poi un rimbalzo anomalo, e di conseguenza tutto da rifare, perché sarà quindi rimessa laterale per l'Accademia Trapani con Martorana che vuole andare sicuramente lungo, lo fa verso Idrissù, doppia deviazione, e ancora rimessa, no, è rimessa Castellammare, sembrava essere dell'Accademia, infatti Martorana dice questo. Messina anticipato da Arthur Re, che contrasta benissimo, poi fa un bel dribbling su Messina, non gliela leva nessuno la palla, poi sbaglia il tocco perché Musso era prontissimo a ripartire. Lancio da quella parte verso Genna, deve cercare insieme a Martorana da quel lato, dall'altro lato invece di dare un supporto a Idrissù. Roboschi, Campanella, sale sempre tanto l'ucraino, poi Idrissù, bel movimento di Martorana sulla fascia sinistra, intento di rigore, Martorana crossa, però è l'aggancio quello che non va bene, perché con questo aggancio lui ha sprecato tutta la grande azione dell'Accademia Trapani, con il Castellammare che invece non ci pensa un attimo e riparte subito in avanti con mister Tarantino molto arrabbiato, ed effettivamente lo capiamo pure perché sarebbe stata un'occasione gigantesca, invece Martorana ha sprecato tutto con questo controllo non all'altezza. Messina adesso sta un po' arretrando la sua posizione, c'è un po' di difficoltà nel servire Ba, o meglio in 2 occasioni è stato fatto, in una di quelle è arrivata anche l'espulsione del portiere avversario, però
credo che manchi un po' qualche pallone giocabile, il forte attaccante, 5 gol in questa stagione, ma è un giocatore che va sempre in doppia cifra. Ci aspettiamo anche quest'anno. Messina cerca il passaggio, palla che non passa, poi Ravazza la controlla, poi spazza verso Idrissu, anticipo di Adamo, perfetto, fa vedere la sua esperienza, poi Iba, Campanella ancora, Patrick qui a rubare il tempo a Caronia, c'è un fallo precedente ed è cartellino, no, nessun cartellino, calcio di punizione però sì. Campanella, Genna, anzi Roboschi, brutto qui l'aggancio, fa scorrere il pallone sotto le gambe, errore sicuramente non per un giocatore come lui. Caronia intanto si fa vedere Musso, ma si preferisce tornare da Adamo, che vuole controllare il gioco prima di imbastire una nuova azione offensiva. Caronia intanto esce in pressione anche NBA, che viene però saltato nettamente con l'Antoni, si fa vedere con la sua velocità, poi scarica su Tarantino, traversone dentro verso Messina, lascia scorrere la difesa, lascia scorrere soprattutto Giliberti, non la tocca nessuno e dunque rimessa dal fondo. E poi mister Tarantino chiama calma, vuole sicuramente che la propria squadra non ne forzi troppo, perché effettivamente già la gara non si è messa in maniera positiva, visto questa l'espulsione del portiere di Rusta, però c'è anche tutta la partita e a volte si dice che si gioca anche meglio in 10 contro 11, vedremo se sarà questo il caso. Dall'altro lato invece Castellammare credo debba approfittare di questa mancanza di un uomo da parte dell'Accademia Trapani per aumentare quella che è la forza offensiva, per cercare di sbloccare questa partita il prima possibile. Messina, Ravazza si fa sentire, Martorana, poi Patrick mette giù col petto, Di Matteo lo tallona, lo dà fastidio, infatti gli conquista anche il pallone. Messina, esce Ferrotto in pressione, si trattengono un po' i due, poi Lampo, Caronia, c'è Crusciata dall'altro lato, infatti riceve il pallone e deve avanzare il 2, c'è tanto spazio perché Arthur Rey sta dando tutto l'esterno, infatti lui se lo prende. Crusciata, tocco su Di Matteo, lascia scorrere Ba, Caronia, Lampo, e se avanza potrebbe anche cercare la conclusione, lo fa adesso Lampo, tiro non irresistibile, corpo troppo lontano rispetto al pallone, effettivamente è avuta quasi un passaggio in realtà dalle parti di Giliberti, che non affonda nemmeno la parata, sa bene che quella palla sarebbe terminata fuori. E poi Castellammare si lamenta un po', vuole che il portiere Giliberti velocizzi un pochettino, siamo al minuto 20, insomma se si inizia a perdere tempo adesso la partita è veramente tanto lunga, mancano 70 minuti, però Giliberti effettivamente se ne prende un po' troppo tempo. Rilancio direttamente dal mister del Castellammare che aggancia questo pallone e lo scarica dalle parti di Di Matteo. Caronia, esce Campanella in pressione, molto bravo, poi lotta Arthur, Caronia però la meglio, l'anticipo anche di Martorana, palla che rimane in campo, no, non è per tutto il tempo chiaramente, con Idrissu che è un po' disperato. Adamo, Lampo che in precedenza ha calciato verso le parti di Giliberti, ma Ferotti, finta, poi Mancino regala il pallone però a Caronia, non ci sono uomini al momento per l'Accademia Trapani, che è molto chiusa in difesa, c'ha difficoltà proprio a trovare dei compagni, infatti anche Ferotti qui sta allargando le braccia forse in direzione di Idrissu, dicendo non avevo cosa fare, non sapevo come dartela questa palla. Effettivamente tanto Giliberti rischia tanto con Ba, e poi c'è anche un tocco con il braccio, perché Ba nel modo di andare a contrasto col portiere la tocca con il braccio e mister Tarantino si arrabbia tanto, dice buttala lontana, buttala anche fuori, ma sicuramente non provare questi dribbling, soprattutto con un attaccante come Malik Ba, che sappiamo che in categoria questi gol ne fa anche tanti. Ripetiamo, un attaccante da doppia cifra praticamente sicura in eccellenza. Idrisso di testa, scivola Martorana, bello quell'anticipo di Crociata, poi Arthur, lavoro difensivo ottimo da parte di Vincenzo Di Matteo, che non si sta venendo tanto in fase offensiva ma sta aiutando tanto in fase difensiva. Martorana, Campanella, lascia scorrere il pallone, poi finta di corpo sull'arrivo dell'altro capitano Messina, adesso Roboschi, lancio lungo,
per Martorana, chiude Di Matteo molto molto bene, poi Di Paola mette tutti d'accordo bloccando questo pallone. Sicuramente più Castellammare che Accademia Trapani nei primi 23 di gioco. Effettivamente la superiorità numerica si sta facendo sentire, soprattutto in fase d'attacco per l'Accademia Trapani, con Idrissou che praticamente ha lasciato solo contro, tra l'altro, giocatori come Adamo, come Caronia, come Lampo, Cruciata, insomma, sono sicuramente gli ultimi arrivati. Lampo, rilancio lungo, Ferotti di testa, palla che torna dalle parti di Matteo, che andrà sicuramente lungo con questa rimessa laterale. Salgono infatti proprio le torri con Messina che va a popolare l'area di rigore e chiama il pallone verso di lui, e infatti proprio là la controlla in anticipo, però c'è Arthur che aiuta Martorana, poi in pieno, perfetto nel controllo, spazza come può Idrissou, l'appoggio non è dei migliori perché viene tallonato da Crociata e dunque rimessa laterale, continua a faticare l'Accademia Trapani, continua invece a fare bene il Castellammare che è sempre vicina alle zone d'attacco, però non riesce a capitalizzare. Intanto Ba e Ferotti sicuramente non ne si scambiano dei complimenti dopo la buona chiusura del difensore. Effettivamente Ba ha spinto in maniera irregolare il centrale avversario. Campanella lo insegue Ba, lo insegue anche Colantoni. Campanella si prende la responsabilità da capitano di fare una giocata solitaria, gli riesce anche molto bene. Poi palla in verticale su Idrissou, non si passa perché Lampo è in anticipo. Adesso palla lunga, c'è Mbie che la tocca, la sporca un po', poi Ravazza senza badare allo stile decide di spazzare quanto più possibile questo pallone. Mbie ancora lo controlla, questa volta meglio, pressione di Messina che gli dà fastidio, ed è anche molto molto bravo il capitano del Castellammare a prendersi questa rimessa laterale. Bie è molto in difficoltà oggi, sicuramente a centrocampo come mezzala sinistra Arthur sta giocando un po' meglio oggi. Bie invece appare un po' sottotono. Messina non la tocca, c'è Martorana, Campanella, Ravazza, Martorana, Campanella, va centrale, Mbie di prima, Arthur gioca bene l'Accademia, palla di ritorno in verticale, Mbie, c'è il taglio da parte di Genna che stava attaccando la porta anche molto molto bene, poi Adamo, fallo di Dresso, qui tutta l'esperienza da parte delle 5 in maglia bianca, qui è molto molto bravo, sente la mano di Dresso arrivare, va subito giù, calcio di punizione, guadagna tempo ma soprattutto guadagna anche un calcio di punizione per far risalire i suoi compagni. Va Di Paolo intanto in rimessa in calcio di punizione. Lampo, Caronia, vertice basso, ex Parmonval, diversi anni qui al Castellammare, sempre con grandi risultati. Scorso anno è stato uno dei protagonisti della grande stagione del Castellammare. Lui anche quest'anno, chiaramente. Messina, la controlla, è sul sinistro, cambia gioco dalle parti di Tarantino, che mette giù una palla complicata, ma Genna era prontissimo a dargli fastidio. Poi Roboschi in scivolata anche lui in anticipo e dunque rimessa laterale. Palla lunga, Ferotti di testa in anticipo, poi conclusione di Caronia, direttamente però credo in rimessa laterale perché l'ha presa con un esterno collo abbastanza complicato da lì, fatto bene però. Anzi no, perché c'è stata anche una deviazione, non ci eravamo accorti effettivamente. No, non c'è stata nessuna deviazione, no. È semplicemente rimessa laterale dell'Accademia, ok. Sembrato. Tanto Bie buca questo intervento. Genna di testa a Caronia, ancora una volta Genna, forse fa fallo, level forse, il calcio di punizione, fallo su Tarantino. Di Paola chiede anche il cartellino, però sembrava un intervento effettivamente sì, irregolare, però insomma, ipotizzare un cartellino giallo un po' difficile. Il calcio di punizione con Di Matteo sul punto di battuta, quindi non va Messina che però sta popolando l'area di rigore ed è sempre pericoloso perché anche di testa può essere una delle soluzioni più interessanti in casa Castellammare. Infatti si va sul secondo palo e Messina è anche un po' arrabbiato perché avete visto la sua prossemica, forse un po' di delusione perché chiedeva una palla sicuramente un po' più su di lui, invece è stata troppo profonda, direttamente poi in rimessa dal fondo con Gili Berti che andrà credo lungo.
Infatti si alza Campanella, rimangono invece giù sia Ferotti che Ravazza e infatti Giliberti va a lungo. Adamo con Idrisso del calcio di punizione, questa volta il fallo l'ha fatto il difensore e non l'attaccante, con Caronia che non vuole restituire il pallone, ma il direttore di gara ha fermato il gioco, dice la palla va a me intanto. Vediamo chi batte, credo Campanella, i dubbi sono veramente pochi, vediamo se però salgono le torri, perché al momento vediamo i due centrali, Ravazza e Ferotti, che rimangono dietro, quindi non vanno a saltare, pertanto sale invece però Roboschi, in marcatura sul lampo, effettivamente il mismatch è fisico, invece Ferotti sta su calcio di punizione, direttamente però su Di Paola, sprecato, va subito lungo a cercare proprio c'è Ferotti in duello su di lui, questa volta è perfetto il difensore che si fa sbattere il pallone sull'addome e poi torna dietro da Giliberti, Campanella, Ferotti, porta avanti Arthur, Campanella, verticale immediata ma sbagliata, salta ancora Ferotti con Messina ed è calcio di punizione, fallo di Ferotti su Messina. Braccio forse un po' largo, credo, da parte del direttore di gara, sì, l'unica cosa, a meno che non abbia fischiato una spinta da parte del centrale sul numero 10, credo sia per il braccio un po' largo, di conseguenza calcio di punizione e qui ancora una volta una occasione ipotetica per il Castellammare che continua ad attaccare, continua a prendersi questi calci di punizione perché sa bene di avere dei giocatori abbastanza importanti sul gioco aereo. Lampo infatti lo vediamo salire sul secondo palo al momento, ma c'è anche soprattutto Messina molto staccato all'angolo. Calcio di punizione, la tocca e poi Giliberti l'alza in calcio d'angolo, però sembrava essere fuori gioco, almeno da questa veduta. Infatti si lamenta tanto l'Accademia Trapani che chiedeva una posizione irregolare, ma probabilmente sarà partito prima Messina e di conseguenza calcio d'angolo ancora una volta Giliberti a negargli questo gol. E poi Di Matteo a battere il calcio d'angolo. Intanto il direttore di gara ferma un attimo il gioco per parlare con tutti gli uomini all'interno della rigore. In particolar modo sta discutendo con Messina che è in marcatura con Ravazza. Sul primo palo invece c'è Campanella. Calcio d'angolo per Lampo. Questa la tocca Giliberti, la chiama con personalità. Sembrava volesse anche ripartire subito, ma preferisce perdere tempo. Poi Campanella, Ferotti, un rischio un po' ingenuo da parte dell'Accademia Trapani, che infatti perde anche questo pallone. Infatti anche mister Tarantino non è sicuramente felice, perché da lì Giliberti deve assolutamente rilanciare il pallone, non lo può dare a Campanella. E infatti adesso sta rimproverando il capitano, però sicuramente anche Giliberti ha una parte di colpa in questo caso. Caronia, salta Ambie anche da terra, c'è però un cartellino giallo per Bartolomeo Caronia. E infatti sentite anche la voce di mister Tarantino, abbastanza intuibile quello che sta dicendo, è un po' quello che effettivamente stavamo chiarendo precedentemente, ovvero sicuramente Campanella non gliela deve chiamare, però anche il portiere da lì non deve dare il pallone perché effettivamente ha creato un rischio praticamente inutile con Campanella che poi nel modo di passare il pallone non è stato perfetto, di conseguenza ha creato un'occasione per il Castellammare. Intanto si continua, la tocca Cruciata, poi Di Matteo, Arthur in anticipo, l'ultimo tocco forse di Di Matteo, forse, sì, bella chiusura da parte del numero 8 che ha un po' rimediato al tocco di Cruciata prima e dunque rimessa laterale con Martorana. Campanella stoppa con il petto, apre da Roboschi che come sempre si fa vedere in fascia destra. Campanella di prima, Ambiera, anticipo di Caronia, perfetto qui, questa volta senza commettere fallo. Roboschi ancora, la mette giù Idrissù, si appoggia, Campanella, Arthur finta Andrea col mancino, poi perfetto nel contrasto Musso a dargli fastidio, poi scivola anche Arthur, infatti regala il pallone Musso, riparte il contropiede adesso del Castellammare, Musso c'è sulla fascia destra, tutto solo, poi cerca un traversone, la prende abbastanza male, la svirgola praticamente Di Matteo,
che sta giocando una gran partita, per adesso fa un errore non da lui, sicuramente non ci aspettavamo da un giocatore come lui. È uno dei migliori al momento dei suoi. Ferotti, Campanella, Roboschi, tocco lungo direttamente sulla testa di Lampo e con la zona occipitale la spedisce al compagno. Caronia, Roboschi, Campanella mette giù questa palla, cerca subito Idrissuke, però veramente tanta difficoltà a lottare contro 4 maglie bianche. Palla complicata, rimbalza, c'è Ferotti con Giliberti e poi si chiariscono i due con Ferotti un po' arrabbiato, forse non l'ha chiamata Giliberti, almeno da qui non si è sentita. Idrissu, bravo col petto qui a mandare via Cruciata, la controlla Idrissu ancora, poi Arthur Re, si gira Martorana, c'è Campa nella pressione alta da parte di Iba, adesso c'è sempre Arthur Re, vuole il sombrero, gli riesce pure la giocata, Arthur Re va a sbattere contro Bartolomeo Caronia, sarà quindi una rimessa laterale. E poi Mister Tarantino dice proprio questo ad Arthur, che effettivamente sta giocando una gran partita e anche molto facilmente sta saltando in dribbling gli avversari, e il mister gli concede questa cosa, dice fallo perché lo devi fare. Va intanto Campanella che cerca una conclusione con il destro, un tiro non però alla Marco Campanella. Tarantino ha spinto poco sulla fascia sinistra, ci aspettavamo sicuramente un gioco maggiore da quelle parti, si gioca maggiormente sulla destra, infatti sia Tarantino che in realtà Colantoni si sono visti veramente molto molto poco, forse troppo poco. Va Giliberti intanto, va sempre corto, questa volta da Ferotti. Roboschi, vuole un dribbling ma sbaglia, poi buon anticipo. E l'Accademia deve, secondo me, cercare di una palla lunga lì, non può più rischiare in fase difensiva, perché più volte ha regalato palloni semplici al Castellammare. Intanto Lampo con il mancino cerca un netta persona dentro, Messina stacca di testa, poi Ferotti in anticipo su Musso, ci arriva soprattutto però Roboschi che si appoggia al portiere Giliberti, che mette tutti d'accordo. Intanto forse è pronto un cambio però per il Castellammare. Tanto crociata di testa, poi Martorana, dribbling sbagliato, Messina, si gira anche Mister Tarantino un po' arrabbiato, sicuramente negli spettatori si farà sentire. Messina, Arthur, braccio forse attaccato al corpo, e poi bravissimo qui nel recupero Musso, con Arthur che cercava un fallo e un calcio di punizione, ma non c'è nulla, la palla è fuori. Nel frattempo forse c'è un cambio per il Castellammare con lo Bosco che potrebbe entrare al posto di Cruciata, ipotizzando, guardando anche il ruolo, vediamo. Messina anticipa tutti, poi Imbiela svirgola un po'. Colantoni, Tarantino, vediamo se cerca un traversone, lo fa adesso, Rapazza buca, non ci arriva Messina, ci arriva però dall'altro lato Di Matteo che la controlla, va con il destro, attraverso sul secondo palo, sbuca Roboschi, poi la controlla ancora e con il mancino Tarantino cerca una conclusione abbastanza complicata ma ben fatta, poi Tarantino finta, va sul destro, direttamente però sui tabelloni pubblicitari, e forse lo Bosco potrebbe entrare al posto di Cruciata, credo, perché sentivamo Adamo dire a Cruciata di stare tranquillo e di giocare con serenità. Nel frattempo lo Bosco però si mette la felpa, quindi cambio congelato, forse potrebbe avvenire dopo il minuto 45, vedremo. Quindi secondo tempo, ipotizziamo. Martorana non riesce a tenerla in campo con Mister Tarantino, ci fa vedere alcuni palleggi. Continua il riscaldamento lo Bosco, quindi sicuramente era per mettere forse anche un po' di pressione al giovane 2008, che è ammonito, ricordiamo, uno dei due ammoniti in casa Castellammare. Idrissu scambia con Arthur, troppo lento questo caso perché Caronia è in anticipo netto, e dunque Di Paola. Lampo avanza, si prende tutto il campo a sua disposizione, c'è un taglio da parte di Colantoni, viene infatti servito, prova a rientrare Colantoni,
Caronia, Tarantino, vediamo se crossa. Lui sì che ha un bel traversone, la mette bassa. Colantoni la controlla per mezzo a due, viene fermato e Campanella adesso riparte. Idris di prima, gran giocata da parte dell'ex Marsala. Adesso Arthur per Campanella, c'è largo Martorana, invece va da Idris, mette giù questa palla, poi andiamo in anticipo e va anche giù nello scontro, però Campanella ha avuto una grande palla qui, Idris invece doveva fare meglio nel controllo. E ancora a terra Adamo, si sta rialzando il 5. Di Paola, Cruciata, Caronia, l'ex Parmon va all'avanza e trova vicino a lui Di Matteo, c'è la pressione di Arthur, ma preferisce appoggiarsi da Capitan Messina, che sicuramente è sempre una scelta corretta, difficilmente sbaglia il tocco. E dunque Lampo, Caronia, tocco dalle parti di Musso, poi Bala, anticipo di Ferotti che però commette fallo ed è anche giallo, però giallo per Ferotti, fallo su Ba, dato in anticipo, poi un colpo, un giallo un po' fiscale da parte del direttore di gara in questo caso. E quindi calcio di punizione con Caronia, e dunque Messina quando non batte le punizioni per calciare in porta va sempre dentro la di rigore, sempre sul secondo palo, sempre pronto a sfruttare la sua qualità negli inserimenti, infatti va dentro l'area di rigore adesso. Di Matteo, finta sul mancino, cioè con un traversone troppo profondo, arriva l'anticipo di Genna che sta spingendo molto poco su quella fascia però. Rimessa con le mani Tarantino, Colantoni si appoggia, pressione alta di Genna che diciamo non sta spingendo tanto sull'auto di destra, però sta difendendo bene. Questo è sicuramente un aspetto da sottolineare per il numero 2. Adesso rimessa con le mani con Roboschi, accorcia Ferotti in posizione, ma c'è anche Campanella e mister Tarantino infatti chiama il passaggio proprio sul capitano. Roboschi però decide di andare lungo nonostante le indicazioni del mister. Tarantino, poi la tocca Roboschi, Genna, Roboschi ancora, e poi deviazione da parte di Colantoni che non vuole fare lanciare l'ex Castelvetrano. Roboschi va a lungo, regala ancora il pallone, poi Caronia l'allunga ancora, Messina mette giù questa palla, poi si concede anche un piccolo sombrero a Roboschi, è bravo nell'anticipo, ma non è tanto da guadagnarsi anche il possesso palla, perché sarà quindi rimessa a terra sempre per il Castellammare, questa volta battuta lunga. Adamo dalle parti di Matteo, c'è Cruciata, si appoggia infatti sulle classe 2008, Cruciata, poi il tocco di Musso anticipato da Martorana e poi spazza Ravazza. Cruciata, Arthur è come un treno, però con un intervento irregolare perché è una gamba troppo alta da parte del numero 7 e Adamo batte rapidamente da Lampo. Minuto 41 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 0-0 il risultato tra Castellammare e Accademia Trapani. Ba la controlla e cerca anche una conclusione abbastanza complicata, voleva forse anche una deviazione ma non c'è nulla chiaramente, e quindi rimessa. Poi mister Tarantino a colloquio col direttore di gara, il signor Citrano, per l'ultima segnalazione di punizione. Roboschi, testa allunga questo campo, poi Idrissu allunga nuovamente dalle parti di Idrissu che forse prende un colpo da Adamo, ma si continua tutto ok. Cruciata verso Di Matteo, lotta con Martorana sulla fascia sinistra, poi rientrare, lo fa anche molto molto bene. Ancora Di Matteo fermato da Campanella e poi soprattutto da un bel contrasto di Ravazza che sbaglia credo una cosa un po' più semplice, ovvero il tocco con l'esterno dalle parti di Arthur, che adesso dopo un gran primo tempo, dopo un grande 30-35 minuti di gioco, adesso sta un po' faticando, un pizzico di stanchezza. Ricordiamo,
l'Accademia ha giocato scorsa partita contro il Camanat, una gran partita con tanta intensità. Un po' di stanchezza si sta sentendo adesso. Doppio passo, ancora una volta Di Matteo, scambia con Musso che cerca un traversone immediato, chiude però Ravazza in calcio d'angolo, dunque continua ad attaccare il Castellammare, sempre con questi calci piazzati che possono risultare pericolosissimi. Anche il mister del Castellammare dice proprio questo a Di Matteo, di puntare di più, perché sa che la sua tecnica può essere un problema per l'Accademia. Cross dentro, bucano tutti, ci stava arrivando Tarantino ma non è riuscito a diverla in porta. Roboschi si stacca, poi Messina contro Mbie, cerca un traversone con il Sisto, va giù Mbie, non c'è nulla, però calcio d'angolo, dunque continua questo assedio del Castellammare, sempre sui piedi di Musso che si incarica di battere il calcio d'angolo. Sarà quindi corner. Va giù Caronias contro Corravazza. Con signor Citrano che ferma un attimo il gioco. Vorrei capire un po' le intenzioni da parte di entrambi i calciatori. Infatti sta discutendo proprio con Caronia e con Ravazza. Sta quindi calcio d'angolo con Musso, va giù e c'è fallo in attacco. Abbastanza doloranti sia Ravazza che un altro calciatore. Si è capito però di chi si tratti. Sarà quindi calcio di punizione. E si rialza adesso Ravazza, quindi vediamo se ci sarà qualche minuto da recuperare, credo almeno un minuto di sì. Prova a lungo Giriberti, cercare in piedi, arriva però Caronia, poi Roboschi, Adamo la tocca con il polpaccio, poteva essere un pallone importante per Mbie che però non ci ha creduto abbastanza, e dunque Di Paula, quando mancano 15 secondi alla fine del primo tempo, vediamo se ci sarà qualcosina da recuperare. Infatti sì, un minuto di recupero, dunque fino al minuto 46 si giocherà il match tra Castellammare e Accademia Trapani. 0-0 il risultato, una bella partita però non tantissime occasioni in zona gol, sono capitate maggiormente per il Castellammare, con Messina dato vicinissimo in due circostanze con due grandi parate da parte del portiere Giriberti. La più importante sicuramente è quella sugli sviluppi di un calcio piazzato al minuto 4 di gioco, anzi al minuto 5 di gioco, dopo l'espulsione di Irusta. Intanto mette giù questa palla a Musso che allarga il gioco da Di Matteo che può crossare, vediamo, cerca un traversone murato da Martorana quando si è avuto 45 e 30 secondi, mancano 30 alla fine del primo tempo e probabilmente questa sarà anche l'ultima azione del primo tempo, con il Castellammare che continua ad attaccare. Calcio d'angolo di Musso, poi spizzata, ma ancora una volta fallo in attacco, questa volta su Roboschi, e credo che in questa azione termini anche il primo tempo. Vediamo se ci sarà ancora spazio per qualche alta azione, ma ne dubito fortemente. E infatti finisce anche il primo tempo, duplice fischio da parte del signor Citrano che manda il due squadre all'intervallo, 0-0 il risultato. Una gara piuttosto divertente, però con poche occasioni, c'è tanto gioco da parte del Castellammare che cerca con i calci piazzati di avanzare maggiormente dalle parti della squadra trapanese, ma il risultato è ancora di 0-0. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida, dopo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità
Da parte di Oviedo, che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto molto bello da parte di Oviedo, che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di Mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale, perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti. Si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino, che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spintola, che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa. Manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias. E l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù, che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto molto dura contro un avversario molto ben strutturato, con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha, diciamo, anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre, diciamo, quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti. Sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro ci sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione.
Oggi comunque fare gol era poi difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra due squadre che vogliono fare il salto. Noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria. In questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko. Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con 2 uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente bella partita dopo l'espulsione è andato totalmente facile. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo 2 in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica, questo è calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimettercela ora. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure un pochettino di gioco il sabato, quindi sono secondo me tutti i presupposti.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida con l'Accademia Trapani che subito dovrebbe adoperare un cambio con Rocco Vaccaro che dovrebbe prendere il posto, vediamo di chi, perché la casacca è praticamente elevata, vedete qui con la maglia numero 16 per Ravazza, quindi non lo vedevamo in campo, quindi sarà questo il secondo cambio di mister Tarantino. Potrebbe esserci invece anche il primo cambio per il Castellammare con Lo Bosco che dovrebbe, credo, fare l'ingresso in campo per Cruciata, che credo di non vederlo in campo. No, allora sì, praticamente dovrebbe essere questo anche il cambio del Castellammare. Intanto vi mostriamo lo scoreboard, 0-0 il risultato. Poi ricordiamo come sempre che il cronometro inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo tocco del pallone in questo secondo tempo. Nel frattempo di teoricare il signor Citerno sta discutendo un attimo per questi cambi con Vaccaro che no, chiedo scusa, sta entrando chiaramente Giorgio Buongiorno, sta entrando con la 16, quindi un cambio offensivo, perché infatti dovrebbe essere Gianna a stringersi un po' in fase difensiva, con Buongiorno invece che andrà a fare un po' di compagnia di Dressù, che è stato lasciato per, diciamo, abbastanza tempo da solo. Nel frattempo invece Lo Bosco ha preso il posto proprio di Crociata, dicevamo, e Buongiorno invece dovrebbe giocare sulla linea di Dressù, o meglio un po' più indietro dovrebbe essere, per consentire anche maggiore gioco. Intanto il modo del Trapani è abbastanza da capire. Intanto inizia il secondo tempo, inizia anche a scorrere il cronometro con Campanella sempre come vertice basso. Dovrebbe essere una divisa a 4, quindi con Ferotti e Roboschi come centrali di questa linea difensiva a 4, invece Genna a destra e Martorana a sinistra. Centrocampo poi fermato da Ambie e Arthur. Tanto Giliberti si scontra e Ferotti sulla linea salva, però c'era un fallo precedentemente. Non deve rischiare Giliberto questi palloni lì, perché possono veramente essere letali. Dicevamo quindi Mbie, Arthur a centrocampo con Buongiorno ad agire un po' come mezzala aggiuntiva. Poi lì davanti c'è chiaramente Idris. Intanto Ferotti rimpallo, poi spazza con Lo Bosco che lascia scorrere, si prende questa rimessa laterale. Rimessa lunga, sempre dalle parti di Messina che spizza, poi Ferotti in anticipo di testa, molto bene. Caronia mette giù questa palla, Musso, Messina va sul suo mancino, cerca un traversone sporcato, poi Arthur mette tutti d'accordo con una gran bella giocata. Ambie, tocco verso Idrissù di prima, Genna preso a controtempo, c'è la velocità però di Colantoni, ma Genna riesce ad anticiparlo. Adesso spazza questa palla sempre verso l'ex calcio castelvetrano. Idrissù lotta in mezzo a 2, in mezzo a 3, poi Genna spazza, scontro con Tarantino, poi Arthur fa scorrere questo pallone, lo lascia rimbalzare anche 2-3 volte contro Lo Bosco, il dribbling non passa, e poi bella chiusura anche difensiva da parte di Di Matteo, palla però regalata direttamente a Capitan Campanella. Buongiorno, tocca il primo pallone della sua partita. Arthur cerca un dribbling fermato, però in maniera regolare, addirittura è lui a commettere fallo. Nel frattempo si sta sistemando un po' l'Accademia Trapani in difesa, perché è passata da un modulo con 3 difensori a 4. Qui cambiano tanto le cose, infatti Ferotti e Roboschi devono stringersi un po' per limitare gli attacchi da parte del Castellammare. Lampo, Tarantino, c'è l'appoggio, poi Genna fa fallo, si è sentito da qui il contatto irregolare con Ditta Versa, ed anche giallo per un membro della panchina del Castellammare, giallo per lui. Nel frattempo si sta rialzando, anche abbastanza claudicante, Colantoni, che non ha giocato un primo tempo positivo, si sta adesso cercando di rifare in questa seconda frazione, ma complice anche il fatto che il Castellammare ha attaccato maggiormente sul lato di destra, con Di Matteo che invece è stato uno dei migliori in campo, attaccando invece poco sulla sinistra. Lampo, palla alta,
Ferotti con Messina, bucano entrambi, poi bella giocata ancora, cerca una giocata clamorosa, ma poi addirittura una pallonata dritta sul volto, questa fa veramente tanto tanto male per Di Matteo, che ha sfiorato di fare un gran gol, perché prima ha messo giù questa palla, l'ha portata avanti, primo dribbling, secondo dribbling, poi stava pure per calciare, ma il calcio è arrivato dall'altra parte, poi dritto sul suo volto, e di conseguenza un po' di dolore sicuramente lo sta sentendo, però Vittorio Gara fermato per posizione di fuorigioco con Di Paola pronto a battere. Con Di Paola, chiedo scusa, con Giliberti chiaramente, Di Paola dall'altro lato. Roboschi. Adesso ci aspettiamo forse meno movimenti da parte del centrale ucraino, che si staccava tantissimo prima, adesso chiedo un po' meno. Un Bie intanto cerca una verticale per Arthur. Dicevamo, Roboschi si inseriva tantissimo precedentemente, staccandosi tanto nel ruolo di braccetto di destra. Adesso ci immaginiamo un po' di meno, perché con il ruolo di difensore a 4 dovrebbe avere meno possibilità di spingersi. Nel frattempo rimessa laterale con Nebba che se l'è portata fuori. Una buonissima gara comunque quella di Malik Badi, ricordavamo 5 gol in campionato, giocatore molto molto forte per questa categoria, tra i migliori cannonieri. Intanto Caroni, anticipo netto, ottimo, scambiare con Nebba, lo insegue Campanella, poi si ferma sterzata, Campanella non lo vuole fare girare, va ancora, l'ultimo tocco è proprio del capitano numero 14. Poi Roboschi mette giù un Bie, il tocco di Tarantino, pertanto sarà rimessa laterale per l'Accademia Trapani, che adesso con l'ingresso di Buongiorno sicuramente sta cercando di dare una possibilità in più alle proprie manovre offensive. A Roboschi finta di andare dietro e poi va a lungo. Lampo di testa su Idrissou. Campanella di ritorno per Roboschi, che cerca forse un calcio piazzato, non lo trova, perde anche il pallone. Tarantino, poi si agganciano Messina e Genna. Qui l'esperienza da parte del centrale ad avere la meglio sul 10 si stavano ottenendo entrambi. Vittorio Gara infatti non ha fischiato nulla, ha fatto continuare, quindi Roboschi dopo il tocco di Campanella a liberare Mbie, riceve il pallone, taglia per centro del campo, bella giocata, poi tocco centrale per Arthur che controlla, Arthur calcia! La prende abbastanza male, ma questa sì che è una bella occasione per l'Accademia Trapani. Si mette le mani in testa, infatti, mister Tarantino, che sa bene che quella che appena capitata al minuto 51 sarebbe potuta essere un'occasione importantissima per portarsi in vantaggio. Messina. Patrick. Arthur a dare fastidio per Lattina anche in campo, ma la regala soltanto a Messina, che poi vede la verticale di Ba. È tutto regolare, va ancora. Potrebbe calciare, rientra sul mancino, fermato però da Ferotti, che ha preso le misure al numero 9, poi il palla rimbalza in modo anche abbastanza strano, favorendo Messina, forse un colpo nel modo di liberarsi, un po' fiscale, di gara, secondo me poteva anche fare continuare, è stato un modo anche per allontanare l'avversario, ma sicuramente per prendere posizione, poi il colpo probabilmente c'è stato, del calcio di punizione. Preso Martorana quel colpo sul volto, e dunque calcio di punizione con Giliberti pronto a battere. Andrà sicuramente lungo dalle parti di Idrissou, infatti la palla è proprio dalle sue parti, l'anticipo di Lobosco, poi Mbie, anzi Arthur, poi sbaglia invece Buongiorno, un tocco abbastanza semplice. Ba si appoggia ma regala soltanto il pallone a Arthur, che la mette giù, cerca di controllarla come poi in mezzo a due, nasconde il pallone, Campanella, Martorana, Ferotti, centrale, Campanella, sbaglia il tocco Campanella, non da lui questa volta, poi 1-2, Ba cerca un appoggio nuovamente, ma un altro errore da parte di Malik Ba, 2 consecutivi, e poi in Mbie non riesce a portarle in avanti. Parità non positivissima però per il numero 8, che solitamente è tra i migliori in campo dell'Accademia, oggi invece non sta brillando. E poi Tarantino con le mani a battere la rimessa laterale.
Si può continuare a giocare intanto. Tarantino di testa a Gian. Poi Buongiorno forse prende un colpo. Si continua con Bie che in mezzo a due fa una bella giocata. Questa a smentire le parole precedenti. Diciamo non stava forse brillando. Adesso fa una bella giocata. Lancio lungo per Idrissu che può arrivare. Idrissu la controlla. Idrissu! E Di Paola si accartoccia su se stesso. L'aveva presa bene qui l'attaccante. Grande occasione per l'Accademia Trapani. Adesso la seconda nel secondo tempo. Castellammare che ha rischiato di andare in vantaggio in più occasioni nella prima frazione, adesso nella seconda sta veramente rischiando tanto perché sono derivati già 2 tiri. Tanto bella giocata qui con l'Antoni verso Messina, palla dentro, poi Martorana allontana come può ma forse un po' debolmente. Colantoni, Messina la controlla, è sul destro, non è il suo piede, vediamo se però cerca un passaggio, lo fa adesso col tacco, da dimenticare però. Finta, controfinta, ancora Di Matteo, gran giocata, entra dentro la rete di rigore, Di Matteo in mezzo a 3, in mezzo a 4, Di Matteo doveva sicuramente calciare prima verso la porta, infatti anche dalla panchina glielo stavano ripetendo più volte. Caroni intercetta perfettamente, si appoggia adesso l'ex Parmonval dalle parti sempre questa volta di Musso, Di Matteo, poi lo Bosco sbaglia il passaggio anche lui, adesso un po' troppi errori nella fase di impostazione, il rilancio lunghissimo da parte di Arthur che ha chiesto uno scatto un po' eccessivo a Sobutan Idrissu. Caronia, pressione di Buongiorno, Tarantino torna dietro da Lampo, c'è vicino Adamo ma preferisce prendersi lo spazio e poi lanciare lui direttamente con il mancino sull'altro lato, vedendo anche molto bene Di Matteo. Finta, doppio passo sulla posizione di Musso che può crossare dentro e poi non sbaglia sotto porta, dimenticato da tutti ed è vantaggio Castellammare nel momento migliore dell'Accademia Trapani. La sblocca il numero 9 con il 6º gol in stagione, 1-0. E l'ha sbloccata il Castellammare, dicevamo, nel momento migliore dell'Accademia Trapani. Stava cercando di attaccare maggiormente. Castellammare l'ha fatta questa volta. Dunque si ritorna in campo, minuto 56 di gioco, c'è ancora tanto tempo. 34 minuti ci separano alla fine del match. Poi sbaglia Ambie dopo il tocco di Roboschi, è tutto un po' in confusione l'Accademia. Messina lo insegue Genna, va sul fondo, Messina si prende lo spazio, vuole crossare, la devia però il numero 2, sarà quindi calcio d'angolo. Sta quindi calcio d'angolo con Musso che sistema il pallone con cura. Poi c'è qualche protesta, tante urla all'interno della di rigore e chiama Lampo e Genna. Ed è giallo per Genna intanto, però dovrebbe essere forse anche per Lampo, vediamo. Non si è capito molto bene, sicuramente il giallo per Genna è arrivato, però non si è capito se anche per Lampo. Ma Musso, calcio d'angolo, allontana Ambie come può. E poi Buongiorno va a inseguire questo pallone, scontro con Antoni. Ma Roboschi adesso a battere. Roboschi di testa, poi libera Tarantino, Mbie mette giù Arthur con il quadricipite stoppa, poi allarga il gioco dalle parti di Martorana che può mettere un traversone interessante, buca Lampo che la devia in maniera un po'
velenosa. Adesso Genna quasi a fare il centrale con Roboschi con maggiore libertà di attaccare. A tempo Messina sta un po' zoppicando in campo, non sta sicuramente benissimo il 10. Roboschi va lunghissimo, Di Paola va in alto, blocca, ma c'è già un fallo in attacco, pertanto calcio di punizione, gioco fermo. È ancora a terra intanto, speriamo sia tutto ok per lui. Cioè, vicino a lui anche Adamo che si sta sincerando le sue condizioni. Nel frattempo Tarantino è rimasto giù ma si è rialzato, anzi non è Tarantino, no, è Lampo, con Tarantino che si sta stringendo come centrale e con Antoni sulla sinistra, ma intanto Lampo è rientrato in campo, quindi si ristabilisce tutto ciò che abbiamo visto fin dal primo minuto. Intanto le urla di Martorana, molto dolorante, scontro con Di Matteo. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani, minuto 60 di gioco, mancano 30 minuti alla fine del match, 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportiseri. Il gol è del solito Malik Ba, che ha timbrato il cartellino in quella occasione che gli si è posto davanti. Lo Bosco cicca un po' l'intervento con Arthur che per poco non lo anticipa. Intanto Di Paola va subito dalle parti di Tarantino che può avanzare allo spazio davanti a sé, ma vede diversi giocatori e pertanto preferisce andare lungo. Di sta Roboschi, poi Campanella su Messina, Musso, Colantoni, Mbie cercare di rompere le marcature avversarie. Caronia va con il petto, se la porta avanti, poi cambia da quel lato, vede Di Matteo sempre molto molto puntuale su quella fascia a partire, lo fa anche adesso, scambia con Ba, gancio dietro, poi Caronia sempre da Di Matteo. Ferotti riesce a contenerlo, poi palla che rimbalza, Arthur va giù, non c'è nulla, fa continuare tanto, è detto di gara adesso che sta fischiando di meno rispetto al primo tempo. Sarà quindi rimessa laterale. Nel frattempo anche il tecnico a Di Matteo dice forse di andare giù quando ci sono questi contrasti un po' al limite. Rimessa con le mani Messina, anticipa anche Campanella che poi non si accontenta della rimessa dal fondo, va andare subito dritto da Idrissù che fa partire Buongiorno, è veloce, è fresco e deve partire, scambia con Idrissù, la controlla, c'è la pressione alta da parte di Colantoni che un po' lo trattiene, ma lui torna dietro ma sbaglia tutto con il solito Di Matteo a prendersi il campo. Boh, è velocissimo, c'è Ferotti che lo deve fronteggiare al massimo, poi palla dentro geniale di Ba, non ne ci ha creduto nessuno, c'erano due calciatori, c'era sia Di Matteo che Colantoni, ma Genna è dato in vantaggio riuscendo ad anticipare tutto, però la palla di Ba era comunque geniale perché con l'esterno aveva messo due giocatori pronti e dritti verso la porta. Nel frattempo potrebbero esserci dei cambi per l'Accademia Trapani, vediamo. Intanto Roboschi, Genna, Roboschi, passaggio su Ferotti, Mancino, Martorana, dribbling, fallo di Di Matteo. E poi Ferotti a battere subito da Arthur Re, viene tanto subito tallonato da Musso che ruba il pallone, Musso attacca la porta, Musso, Giliberti e la palla va in porta, errore di Arthur in fase di impostazione, si gira, viene fermato, poi Musso non sbaglia con la punta, un tiro quasi da futsal, 2-0.
poi l'abbraccio in panchina con tutti i componenti, ma intanto c'è subito un cambio, dovrebbe uscire Martorana, invece entra Genovese con la maglia numero 13. Questo è il cambio. Doccia freddissima per l'Accademia Trapani, che stava andando vicino al vantaggio, poi addirittura ne ha presi 2. E intanto vediamo Genna andare sulla sinistra, mentre invece a destra Genovese appena entrato. Vedremo se riuscirà a dare un po' di freschezza in più. Arthur e Campanella. Rilancio su Genna, la controlla col petto e poi lo Bosco a dargli subito fastidio. In contrasto, ma con le mani Arthur, c'è Campanella vicino a lui, non lo serve, lo fa adesso. Cambio di gioco d'Ambie. Pressione di Colantoni, sceglie invece all'interno del campo, poi va, non c'è nulla, si lotta a centrocampo e poi mette una pezza a Caronia. Roboschi, Ferotti. Finta di corpo, poi torna da Giliberti, non è sicuramente impeccabile nel secondo gol. Sicuramente molto molto bravo Musso, che calciato con la punta, una conclusione praticamente da calcio a 5, molto molto intelligente. Questa Genovese intanto, Campanella, poi Buongiorno la tocca Caronia, c'è in vantaggio Colantoni che alza ancora una volta a Campanella questa palla, ci arriva Ambie di testa, poi si alza ancora dalle parti di Arthur, spinto un poco, poi si continua, Buongiorno, Ambie, Campanella, cambia subito, sulla sinistra c'è Genna. Scambio con Buongiorno, si ferma, finta, ottimo il dribbling, poi cerca anche la conclusione da fuori, Di Paola mette in calcio d'angolo, ci ha provato il numero 16 che è appena entrato. Cercato questo tiro dopo un bel dribbling su Caronia, soltanto corner però. Ma Campanella dentro. Ma il gioco è fermo perché Idrissù è rimasto giù. Scontro con Tarantino che sicuramente non fa complimenti all'attaccante. Sentiamo anche la voce di Idrissù dire mi ha preso il collo, questo è un po' virgolettato. Nel frattempo salgono tutte le torri, rimane dietro soltanto Genovese con Malik Ba, insomma uno scontro sicuramente interessante sulla velocità. Genovese è fresco, sicuramente anche per questo mister Tarantino ha scelto di inserirlo in campo. Intanto Campanella va sul primo palo, soltanto esterno della rete su questo tentativo di calcio piazzato da parte di Campanella, ha stretto un po' troppo l'interno e poi Di Paola andrà subito in rimessa dal fondo. Lampo, Tarantino, pressione di Idrissù, cerca rilancio lungo, Roboschi cerca di staccare, poi Ferotti in anticipo. Genovese, Idrissù con il petto, poi Imbie, si gira molto molto bene, torna ancora da Ferotti. Roboschi, senza guardare Idrissù, tocco e poi Adamo mette una pezza, cerca di insistere l'Accademia Trapani, però le azioni non sono tante, stanno un po' latitando. Campanella, rimane dietro soltanto Ferotti praticamente. E infatti Ferotti dice a mister Tarantino di averne 2 in marcatura, c'è sia Messina che va praticamente su di lui. Il Trapani però non deve spingersi troppo in avanti perché rischiare di avere un 2 contro 1 poi è veramente problematico. Roboschi, bella giocata verso Arthur, anticipato da Lobosco, è tutto bene anche in partita del numero 15. Intanto Di Matteo, Messina, quando intanto è pronto anche un cambio in casa a Castellammare. Poi palla sulla verticale verso Ba che può arrivarci, scivola anche. Si continua, Campanella. Dovrebbe entrare Pipitone adesso, con la maglia numero 20. Andiamo al posto di chi?
forse per Messina, perché non sembra stare benissimo il capitano. Ci auguriamo sia tutto ok, che perdere un giocatore così come lui, non soltanto per questo match, ma soprattutto per la stagione, e anche per la prossima partita, considerando anche che si gioca domenica, potrebbe essere un problema. Intanto buca il controllo Arthur, poi Messina non salta nemmeno. Genovese, Ferotti. Arthur alza lo sguardo, cambio di gioco intende da Idrissou, però troppo profonda questa palla. Adamo si mette davanti, va anche giù con tanta esperienza. Bella chiusura ancora del centrale in maglia numero 5. Tanto pronto subito dei cambi con Pipitone che fa il suo ingresso. Andiamo al posto di chi? Credo per Messina, vediamo, che sembra non stare benissimo. E non, perché dovrebbe essere Colantoni a lasciare il campo. Sì, il cambio è per Colantoni. Buona partita, sicuramente nel secondo tempo. Primo tempo un po' sottotono, poi secondo tempo invece all'altezza. Sicuramente buona gara comunque complessivamente per l'11. Adesso Di Paola pronto a battere rimessa dal fondo. Minuto 70 di gioco, mancano 20 minuti. Campanella di testa su Messina, poi c'è Genna che va a contrasto, poi invia allunga questo pallone. Buongiorno di testa allo Bosco, ottimo Campanella, invece allarga, intanto è rimasto giù Buongiorno. Nel frattempo si continua con Genna che prende velocità sull'auto di sinistra, poi rientra anche su Adamo, vuole sfondare tutto ma non riesce, poi Arthur scontro, rimpallo, lo favorisce Arthur ancora, avanza Arthur, salta tutti, va giù ed è simulazione ed è anche cartellino giallo per il 7 che poi è anche molto molto arrabbiato. Ci ha provato qui a prendersi questo calcio di rigore Patrick Arthur, è entrato in zona di rigore, però sembrava effettivamente non esserci nessuna gamba in maglia bianca pronta ad accoglierlo con un fallo. Di conseguenza giusta la valutazione almeno da qui da parte del direttore di gara, che addirittura ha ammonito anche il centrocampista. Di Matteo può avanzare, ha tutto lo spazio a sua disposizione, cerca un lancio, Ferotti testa perfetto anche nella precisione perché serve NBA. C'è l'inserimento di Idrissou, lo cerca sulla velocità alle spalle di Lampo, si inserisce, rientra, vuole il suo mancino Idrissou. Genovese la controlla, va dietro anche lui ma sbaglia il tocco verso Campanella, poi Shotanbie cerca di arpionare, poi Messina con Genna cerca di esperienza di mettersi davanti al 2 avversario, fa però fallo del calcio di punizione con Ferotti che chiama subito il pallone, vuole battere immediatamente, però c'è anche un momento di pausa perché bisogna fare dei cambi con l'ingresso di Agnello in casa Accademia Trapani, ma non è il solo perché per il Castellammare entrerà invece Salvatore Notto con la 17 al posto di Malik Bauto del gol, e poi fuori Campanella, dentro Agnello. E il capitano è proprio Agnello. Un po' sconsolato Marco Campanella. Partita sicuramente non negativa, non si può dire negativa, però da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosina di più, perché le qualità sono veramente tante. Roboschi. Si complica tanto la vita Roboschi, qui doveva servire prima i compagni, tanto cerca di suonare la carica anche NBA con personalità. Minuto 73 di gioco, tempo qualche problema per Arthur. Palla alta, Roboschi con l'addome, anzi col processo xifoideo per essere più precisi. Poi Ferotti, anche se è stato fischiato un calcio di punizione,
Con di Tregara che lo mette in gioco adesso, forse perché credo l'abbia toccata proprio lui. Qui Agnello subisce un fallo, parte di Salvatore Noto, il nuovo capitano dell'Accademia Trapani. Ferotti, Mbie, con dribbling a centrocampo, gli riesce anche un po' di fortuna con un tunnel. Agnello vede l'inserimento dei compagni, poi Idrissu la controlla molto bene con la suola, poi cerca una giocata con il tacco complicata, la palla va anche fuori, ci sta provando Idrissu, però secondo me dovrebbe giocare maggiormente vicino alla porta e non così tanto lontano, perché sicuramente la sua presenza lì davanti è un problema nelle marcature, invece così tende tanto ad allargarsi. Poi l'area di rigore viene popolata sì dai compagni, però diciamo che la qualità offensiva di Idrissu servirebbe secondo me negli ultimi 16 metri. Ferotti respinge con tranquillità, salta lo Bosco, anticipa anche Idrissu, poi la manda addirittura fuori dal campo, credo, no, quasi. Musso, autore del gol, ricordiamo, del 2-0. Roboschi, Ferotti, Agnello, ancora Ferotti, Roboschi, Genna di prima intenzione verso Arthur, anticipo di Lampo che fa valere il fisico, poi centrale, Noto mette giù, cerca la sovrapposizione dei compagni, arriva il tocco da parte di Musso, però guardiere era molto vicino, indica rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Minuto 76 di gioco, non manca molto. Roboschi, Ferotti, si prende con personalità la difesa, poi Arthur è tallonato, poi Roboschi mette tutti d'accordo, si appoggia, Arthur ancora è pressato e poi spazza più lontano che può senza badare allo stile tarantino. La giocata è giusta e poi palla su Roboschi che si appoggia sempre da Ferotti. Giriberti, Ferotti, Roboschi, finta di lanciare, poi si appoggia da Genovese che non è entrato benissimo, però cerca forse un po' più di spinta, ma quella spinta non è mai arrivata in realtà. Genovese su Ferotti, Genovese si ferma, sterzata con il tacco, buona qui Arthur, tocco sporcato da Noto, poi il rilancio di Pipitone con Messina che lo guarda e dice non lanciare, dammela sui piedi. Ferotti, Roboschi, Ferotti la controlla, guarda i compagni, forse rilancia, vediamo, e infatti sì, verso Idrissu, poi venne respinto dalla difesa, la mette giù Genovese con un pizzico di fortuna, riesce anche a portarsela avanti. Mbie, lancio ancora, ottima alle spalle, chiude Adamo, sempre molto puntuale, poi spazza invece più lontano che può Musso con Ferotti che mette giù una palla complicata. Ferotti ancora, c'è Roboschi, ma credo che Ferotti voglia andare con rilancio, invece no, ci smentisce in questo caso il centrale palermitano classe 2000. Messina, è stato un 3 contro 2 possibile dalle parti di Matteo, esce impressione Ferotti ma lo guarda da lontano, poi scarica inserimento, si gira, calcia e sicuramente chiude anche la partita. Noto entra in campo, fa gol, 3-0, tutto perfetto. Tutto troppo facile per
il Castellammare che fa 3-0 dopo un primo tempo dove ha giocato meglio effettivamente rispetto all'Accademia Trapani, poi è arrivato qualche occasione di troppo per la formazione ospite e proprio sul momento migliore, nel momento migliore, è arrivato anche il primo gol che ha sbloccato la partita e da lì tutto in discesa. 3-0, intanto cambio con l'inserimento adesso di Federico Nolfo. Mettiamo al posto di chi? Forse per Arthur, credo. Ci sta andando verso il cambio, una partita negativa per l'Accademia Trapani, però messa anche molto in difficoltà per l'inferiorità numerica, arrivata soltanto dopo 4 giri di orologio, insomma abbastanza sfortunata però la partita del Trapani, una gara probabilmente condizionata da quell'espulsione, che giocare per 90 minuti in 10 contro 11 non è una passeggiata. Il cinismo della Castellammare comunque da sottolineare, che serviva per tornare a sorridere un po' dopo 2 settimane difficili con diverse sconfitte consecutive. Adesso invece questa vittoria dà sicuramente tanto morale. Di Matteo, Noto, c'è il taglio, sembra però in fuorigioco Pipitone e infatti alza rilancio di Agnello per Idrissou che mette giù una palla complicata. Mbie che dà ancora palla Alex Marsala, ma non viene servito, si va da Genovese, va a contatto e c'è anche fallo. Poi è rimasto giù Musso, che però si è alzato adesso, autore del gol, ricordiamo, del 2-0 momentaneo. Poi è arrivato anche il tris firmato Noto, quindi calcio di punizione. Vallampo, sicuramente ci aspettiamo una delle sue classiche sventagliate offensive. Lancio lungo direttamente da Genna, poi Idrissou cerca di liberare verso Nolfo, ma non ci riesce. Taranti nel dribbling su Genovese, riesce anche a passare bella qui la sua giocata, poi taglia centralmente, Roboschi mette una pezza, l'ultimo tocco è di Noto. E rimessa laterale comunque per l'Accademia Trapani, che e poi c'è qualche problema con Messina, che va infatti subito a fare da pacere, da capitano vero, con Nolfo che è molto arrabbiato, con sembra lo Bosco, adesso anche Idrissou è molto arrabbiato. Infatti anche Messina a dire a Nolfo tranquillo, tutto ok, tranquillo, non smettiamola con questi problemi. Nolfo si sta toccando la schiena, già la lombare in particolar modo, credo forse abbia preso un colpo o comunque sta recriminando forse un colpo, magari nella precedente marcatura. Intanto si ritorna in campo con Roboschi, Ferotti, lancio dalle parti di Genna che forse riesce sì a farlo toccare sullo Bosco, pertanto sarà rimessa tra le zone offensiva per l'Accademia Trapani, che guadagna qualche metro. Buongiorno cerca di liberare nuovamente da Genna, viene coperto, poi rovesciata di Matteo con Caronia che spazza più lontano che può. Messina mette giù questa palla, poi Noto e l'ultimo tocco di Buongiorno. Sarà quindi rimessa laterale ancora per il Castellammare, che guadagna sicuramente qualche metro, ma guadagna soprattutto dei secondi importanti. 3-0 il risultato, sembra ormai praticamente non più in discussione, non lo è stato più in realtà dopo il gol dell'1-0, con l'Accademia che si è spenta definitivamente
nonostante abbia avuto delle occasioni nella prima parte della seconda frazione per passare addirittura anche in vantaggio. Poi Castellammare invece ha preso il largo con qualità, facendo vedere tutta la sua forza. Intanto va giù, si continua, Genna, Nolfo, Genna ancora con un dribbling, fermato ancora con la decisione sempre di Di Matteo, che non ha fatto gol oggi, però credo che sia tra i migliori in campo, perché ha fatto veramente una gran partita. Ferotti intanto, Mbie, brava uscita dalla pressione, poi in mezzo a due si autolancia ma sbaglia tutto, poi l'anticipo di Roboschi su Messina, va al centro, Nolfo quasi da pivot, va giù, non c'è nulla, si continua anche qua. Poi Buongiorno sta giocando da pivot praticamente Nolfo, e Tarantino cerca il cambio di gioco dalle parti di Noto, che può puntare Ferotti, vediamo, doppio passo, lo fronteggia il numero 6, poi Noto, scivolata da parte di Agnello, che si becca anche il cartellino giallo, dice di no, dice di essere entrato sul pallone, però la gamba sembrava effettivamente un tantino alta. Vediamo chi batte, credo che Messina possa essere una soluzione più che valida. Nel frattempo è rimasto giù Noto, che è entrato molto molto bene, classe 2006, ha chiuso la partita, però c'è un cambio per il Castellammare, vediamo chi entra. Dovrebbe entrare Corali. Infatti c'è Messina sul pallone, credo sempre sia una soluzione più che valida in casa Castellammare, perché un giocatore come lui secondo me deve sempre battere le punizioni, le batte bene, però questa volta non va lui, va direttamente sulla barriera Tarantino, occasione forte ma credo sul volto di forse di Nolfo, che adesso va a lottare subito e conquistare anche il pallone, però è fuori e dunque rimessa laterale, minuto 86 di gioco, 4 minuti alla fine della partita, credo un recupero nemmeno tanto cospicuo, non ci sono state troppe interruzioni, qualcuna sì, però tra cambi, gol e qualche interruzione credo forse non più di 3 minuti. Idrissù, Lo Bosco, bello qui l'anticipo, mette nuovamente Messina nelle condizioni di attaccare la porta, però c'è soprattutto una posizione irregolare perché c'è fuori gioco. Ferotti, Roboschi, tanto Corali è pronto ad entrare. Roboschi si appoggia sempre dal compagno di reparto Mbie, Agnello, avanza ancora il 20 che poi si appoggia da Nolfo che si gira, guarda la porta, c'è un'imbucata su Idrissù, era una bella idea questa, non ci è arrivato però il numero 9, forse anche un po' sconsolato per il risultato, ma era una bella palla. Nolfo è entrato bene, intanto tra Genna e Lo Bosco c'è qualche problematica. Non sappiamo il motivo, però c'è qualche problema tra Genna e Lo Bosco che è stato anche poco fa con Nolfo, adesso con Genna. Tutto comunque bene in partita del 15, con Adamo che gli dice di non fare più nulla ma di stare semplicemente fermo lì. Lo vedete Adamo praticamente da fratello maggiore, effettivamente è un giocatore molto molto esperto, Andrea Adamo, classe 91, e infatti va dai giocatori un po' più giovani per fargli capire insomma che stai vincendo la partita, non fare più nulla. Gioco momentaneamente fermo, rilancio lungo, Ferotti di testa, Mbie, con questa vittoria Castellammare andrebbe a quota 22 in classifica e solleverebbe anche abbastanza le proprie ambizioni
dopo qualche sconfitta di troppo, adesso la squadra Mister Mione invece può finalmente sorridere, perché adesso si porta a -2 dal Misilmeri, che al momento sta occupando il quinto posto. Intanto fuori Messina, dentro, come diciamo, Corali, il capitano è Bartolomeo Caronia. Esce con gli applausi Messina. Invece per l'Accademia Trapani sempre quota 10 punti, a -2 dalla Parmonval in questa distanza. Poi le due squadre si affronteranno il 4 di gennaio allo stadio Sorrentino di Trapani per un match che si prospetta veramente non adatto ai deboli di cuore, perché è una gara molto importante. C'è anche qualche ex, Mister Tarantino per esempio, anche Ferotti. NBA. Però il problema adesso è che la zona retrocessione si è un po' allargata tanto, perché il San Giorgio Piana è la prima squadra insieme al Camanat, entrambi a quota 20, a essere fuori dai play-out, e la Parmonval è a quota 12, quindi sono 8 punti di distanza, addirittura 10 dall'Accademia Trapani, 11 dal Montelepre, 12 addirittura dal CUS, e poi addirittura 19 dal Castelvetrano. Insomma, stagione abbastanza negativa da parte della squadra in maglia rossonera, insomma, con tanta difficoltà. Intanto siamo avuto 90, dovrebbe esserci già l'entità del recupero. Stiamo attendendo l'indicazione del signor Citrano, che però sembra non averla ancora comunicata. Intanto palla lunga verso Idrissu, che la controlla, poi l'anticipo di Dybala è provvidenziale, addirittura anche fallo di Idrissu. Infatti il direttore dice cumulativo, poi dovrebbe essere, no, sembrava stesse indicando i minuti di recupero, ma così non è. Poi Tarantino lotta con Genovese, l'ultimo tocco è proprio delle 3 in maglia bianca. E poi c'è un altro cambio per il Castellammare. Esce Caronia, che aveva iniziato la fascia da capitano poco prima dal compagno da Messina, adesso la deve dare, non l'abbiamo visto chi, forse ad Adamo. Inizia però il match anche di Cristian Lacorte, un altro 2008 in campo, una squadra molto giovane, quella del Castellammare, qualche minutino anche per lui, e batte subito il calcio d'angolo. Infatti ho sentito Mister Mione dire: Lacorte, vai tu subito a battere. Quindi entra per il calcio d'angolo il giovane numero 18, vediamo come lo crosserà, la sistema sul mancino, poi arriva adesso sul secondo palo, sbuca di testa Bosco, però c'è un fallo prima in attacco, ma comunque Giliberti l'aveva bloccata senza troppi problemi. Minuto 92 di gioco, Mbie, Ferotti, passaggio un po' rischioso, poi Roboschi avanza, deviazione, Tarantino di testa chiude, poi Roboschi ancora una volta la stare al campanile, in piedi di testa, la ribatte come se fosse un ping pong. Idrissu si appoggia, Genovese, questa c'è l'ultima occasione per poter attaccare, Genovese apre sul secondo palo, spunta di testa Nolfo, e poi mette tutti d'accordo Di Paola, però comunque Nolfo è entrato molto molto bene, sicuramente si attira anche diverse marcature di sopra liberando Idrissu. Poi va giù Tarantino ma non c'è nulla, Idrissu recupera, Mbie suola, poi palla in verticale, Idrissu non può arrivarci, con il Lampo che spazza più lontano che può, Ferotti svirgola un poco, poi Giliberti allontana come riesce. C'è sempre Notto che non è in posizione di fuorigioco, invece sì, perché è fuorigioco di rientro da parte dei 17, e poi con questa azione dopo 3 minuti di recupero finisce anche il match. Sono 3 i gol del Castellammare, che vince in casa contro l'Accademia Trapani con il risultato di 3-0. Una gran bella vittoria per la squadra di casa, che torna quindi a sorridere, lo fa davanti alle proprie mura, vincendo questo importante scontro con l'Accademia Trapani. Vince dunque il Castellammare, che sarà a quota 22. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisile è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.